Questa sera vi parlerò di risorse umane. È consolidato ormai che le persone, le risorse umane, siano il patrimonio dell'azienda, siano il motore che fa la differenza, quell'elemento variabile che dà valore all'interno delle organizzazioni. Questo è vero, quanto è vero che la gestione del personale sia l'attività e l'impresa più difficile e più dispendiosa dal punto di vista del tempo, delle energie e dei costi. Pensiamo per esempio ai costi dell'assenteismo, dei conflitti interpersonali e della comunicazione o la non comunicazione. Quindi ho pensato di cambiare prospettiva e pensando a quello che potrebbe essere l'obiettivo finale, che è quello del benessere individuale che porta poi a quello organizzativo. E cambiando prospettiva ho pensato che invece di aggiungere qualcosa, di fare qualcosa di diverso, forse bisognava fare un passo indietro. E quindi lo spazio, il dare spazio. Mi spiego meglio. Una volta definiti i confini organizzativi, quindi le regole, la definizione in termini di obiettivi di raggiungimento di risultato, sia produttivi che di servizio, quello che manca è il come raggiungo quei risultati. E quello spazio sarebbe interessante che fosse coperto quasi al 100% dai dipendenti, che fosse uno spazio in cui loro possono valorizzare il loro saper essere e il loro saper fare, possono valorizzare la loro professionalità, la loro voglia di partecipare. E quindi stiamo parlando, se parte, comunque stiamo parlando di compartecipazione, di motivazione, di alleanza e di comunicazione, cosa che può favorire le relazioni interpersonali e favorire la soggettività di ogni persona all'interno dell'organizzazione. Stiamo parlando di una gestione del personale che considera non le persone come un'unica insieme omogeneo, ma stiamo valorizzando le differenze. Per quanto riguarda gli incentivi, non considerando quelli che sono gli incentivi economici, avere un qualcosa di concreto come può essere le misure di conciliazione famiglia-lavoro, ossia quelle misure che permettono alle persone di individuare quelle misure che aiutano ad armonizzare i tempi di vita e i tempi di lavoro, è qualcosa che può che essere incentivante. Il premio, l'ammontare del premio servirà a capire nello specifico quali sono quelle modalità da poter poi replicare all'interno di ogni organizzazione. Io ci credo e per questo ho presentato il progetto. Molte realtà europee hanno già provato questa nuova modalità. Il punto è se ci credete voi e se abbiamo coraggio di cambiare. Grazie.